A Babilonie al viveve un uomo che aveva non Joachim. Al tiolè une femmine che aveva non Susanne, figlie di Chelchie, biele come une stelle e timorate di Dio. I suoi genitori erano giusti e avevano tirato su la loro frutte secondo la legge di Mosè. Joachim era sioron e aveva un giardino attaccato di chiese. Lì di lui si dava in dono ai giudeos, perché era il più stimato di tutti. Perché l'anno era in stas nomenati giudis due anziani dal popolo. Sul loro conto il Signore aveva detto: l'iniquità è saltata fuori di Babilonie per colpe da giudis anziani, che fanno dome finte di reggi il popolo. Abbattevano la chiesa di Joachim e tutti che avevano qualche questione avvenivano di loro. Quando il popolo sul misdì si inleve, Susanne e saltava fuori per spasseggiare dal giardino dal Somme. I due anziani le vedevano ogni dì quando saltava fuori a spasseggiare e gli fa una grande brame di e. A perdere il chiave e a sbassare i voi, in modo di non vedere più il cielo e di non visarsi più dai suoi giudizi che sono giusti. Tutti e due erano capaci di e, ma non si contavano un con l'altro la loro passione, perché si vergognavano a palesare la loro brame di là con e. Però ogni dia spietavano con tune gole orrende l'occasione di viodile. Une volte si diserin un con l'altro, a nina chiase che è ora di gustare, a saltare in fur e si separarin, ma tornassin da ur, si intivarin tal stesso puesto e domandansi un con l'altro il perché, si contarin la loro brame. Allora si metterin d'accordo e a destinare il momento che avressero potuto intivare di Bessole. Tal frattempo al capità che intanto che loro aspettavano la giornata giusta, e entrà come ogni dì, dome con due sfruttatis, seneose di fare il bagno al giardino per via dal gran chial. Non gli era nessuno, dome i due anziani che erano platati e la spiavano. E ordisè agli sfruttatis: portaimi chi il vueli e lungint e sierai gli spuartis dal giardino, perché puoi fare il bagno. Loro a faserin come che urveve ordinato, a sierarin ben gli spuartis dal giardino e a saltare in fur per una porta in bande, per portai c'è che urveve ordinato. Non si n'accorgerin dai anziani, perché erano platas. Quando gli sfruttati s'afforin gli sudis, i due anziani s'appetarin fur e accorrerin viers di e diserin: ve, gli spuartis dal giardino son sieradis, non us viod nessun, e no o vingole di te. Disinus di sì e dati a no, se no o testimoniarin quintri di te che con te agliere un zovin e che tu has fatti saltafur li sfruttatis parchel. Susanne e disè sospirant: per me non dè sortide di nessune bande, di fatto se o fas che il tant mi spiete la muart, e se no lo fas non arriverai a stiampare vostri sgrifis. Ma innanzi non fa quel tant e colate vostri sgrifis, piuttosto che pecchia denanda al Signor. Susanne e berlà a fuar, mangia i due viei a berlare in quintri di e. Poi un alle di corse a spalancare gli spuartis dal giardino. Quando che di chiase a sentirin a berlata al giardino, a petarin dentri pe puarte in bande, a viodice che era succeduto. Ma quando i viei a contarin la loro storia,
che di chiesa restare in un'evore sconsortas, perché non si vede mai sentù di una roba di che sorte sul con di Susanne. Dall'indoman, quando il popolo si dedoglie in chiesa dal sombio a Chin, arrivarono anche i due viei, ustinàs quintri di Susanne per mandarle a morire. A disere in presenza del popolo, mandate a clamare Susanne, figlia di Kelchie, femmine di Joachim, e all'erin a clamarle. Ieri va accompagnate dai genitori, dai suoi figli e di tutta la sua parentela. Susanne era ben fatte e biele senza fin, ma che i delinquenti ordinarono che si lavasse il velo, perché aveva il velo, per poter passarsi de sue bielezze. I suoi avaivin e così tutti che le vedevano. I due viei arrivarono in pista al mese di Int e a mettere le mani sul chiave di Susanne, intanto che ie va Int e alzava i voi verso dal cielo, perché il soccorso aveva fede tal Signore. A diseren i viei, intanto che noi passeggiavamo di besoito al giardino, queste femmine e gli entrate con due sfruttatis, e poi dopo e apparadis fur li sfruttatis e si eradis li spuartis. Allora alla d'ogni un giovin che gli era platat e si è distirat d'ogni die. No, o ieri in un chianton dal giardino. Vi ho due queste robate, ho vin corrut vers di loro. Io vin viudus insieme, ma che l'altri non vin pudut brincalu, perché gli era più fuori di no. Alla vierte la porta e alle stiampat come il fum. Queste femmine investit le vin brincate e i vin domandat cui cagliere il giovin, ma non ha voluto dinusal. Chest o podin testimonialu no. L'assemblea urcrodè, perché ieri anziani dal popolo e giudis, e le condannarono a morte. Ma Susanne e berlà ad alte voci e disè: Dio eterno, che tu conosci ciò che le platat e che tu sai tutti li robis, anche prima che succedin. Tu sai che chi han testimoniato il falso quintri di me, e ve che io mur, senza aver fatto nulla di ciò che loro mi hanno incolpate. E il Signore ascoltà la sua voce.